No, I'm not a writer. Ragazzo, buongiorno! Oggi è tipo un sabato 28 aprile per capirci, no? Io, sottoscritto, Zingaro, ho appena finito di lavorare e adesso sto andando a farmi quei 3 giorni e mezzo di ponte con CP. Cosa succede? Avevo visto una spiaggia molto bella isolata, una penisola in Croazia, solo che il fatto è che CP è un pitbull, il pitbull in Croazia non può entrare, punto 1. Seconda cosa, in Croazia ti rompono un casino per la libera, ho letto di storie che ti prendono le bottiglie, te le spaccano nel camper, questa è gente mandata da quelli dei campeggi, capisci? In più la polizia che spara colpi per aria. Ho comunque un po' di brutti ricordi con la gente croata, ci sono stato effettivamente parecchie volte in Croazia, in macchina, in moto, e quindi ho deciso andiamo in un parco in Slovenia mai visitato, sembrerebbe una favola con le grotte, tu sai, le robe fighe, sai che in Slovenia, hai visto anche le puntine vecchie della Slovenia, che figata. E poi andiamo a eremitare un po' in Val Rosandra nella nostra, dai Nina, non te me faccia parte tutta la coda, ma te la mare non dire parolacce. Però è un canale scurrile, dai, era anticipato. E poi quella aveva veramente la mamma, perché uno che ti fa pigliare tutta la mega coda quando bastava che rallentassi un attimo, porca la sua troia. Va bene, dai. E io adesso mi farei 10 bomboloni e basta di gasolio qui a Jesolo, dove c'è il distributore, quello che c'era più bassa, perché dopo mi faccio il pieno, comunque un 50 euro in Slovenia come l'altra volta, che mi va avanti un bel pezzo. In più vada Dio quella slovena, almeno quella del distributore dove ero andato andava veramente bene, porca miseria. Benissimo, allora il CP l'abbiamo caricato, guarda che felice che sei che andiamo in sbrindolo, Sì, caro CP, bello il mio CP felice, sì. E il regalo di CP è questo. Io ho preso questo tappetino che ha un gel particolare, no? Che è tutto bello freddo, senti che freddo che è. Questo gel non devi mettere di acqua, non devi mettere di ghiaccio, non devi fare niente. Per ritornare a raffreddarsi basta che il cane si tolga un attimo, cioè quando va via lui ritorna a riraffreddarsi. Ho preso bello abbondante, senti quanto che pesa parecchio, Ho preso quello grande, gli ho preso perché ho detto ma sì, vero CP, così stai, la madonna, vedi, così il mio CP sta comoda e senti che roba, eccolo là, CP, vieni, dai, ecco qua, vieni, senti che bello fresco, che scopa, è sbriscia, lo so, e senti che bello fresco, è bello fresco, è da CP, sì, è bello. Dopo lo togliamo per dormire, lo mettiamo per terra, che se vuoi sederti, così, hai visto? Ah, che bello fresco questo tappetino, hai già imparato come funziona, brava! Che piacevole che è da guidare il camper qua, ragazzo, non hai idea, è tipo spupazzarsi una bella gnocca, non sto scherzando, tranne quando ci sono le buche, tipo quando lei si gira e ti dà una gomitata nei denti, sì, sarà anche un discorso psicologico che magari senti la roba dietro sbattere, hai capito, non è bello, ti dà quel senso di rottammazzo. Ciao collega! No, non ha salutato, probabilmente poi, tu non dirlo in giro, ma la gente è tutta in autostrada, no? E le strade sono tutte vuote, cioè anche quando ci sono ponti, Ferragosti, eccetera. Guarda, guarda, se tu noti, io ho sempre le strade vuote. Digli CP, ho fatto una sosta un attimo, avevo visto un falco, però tira fuori il cavalletto, aggancia la macchina fotografica, cambia l'obiettivo, togli l'obiettivo, accendi, metti a fuoco e è già in Ungheria sto qua. Bello, un altro camper vintage, questo giallo, bello capo! Yeah! No ragazzo, seriamente, non poteva iniziare meglio di così la giornata. Allora, c'è un leggero nuvolo, temperatura gradevolissima, sarà tipo 24 gradi, ma c'è il vento al punto giusto, quindi guarda, è una specie di nirvana guidare così. Guarda CP, guarda questa bici qua, guarda com'è, sì, ma va un po' stormeone, no, va dritto, digli.
CP, siamo già sopra l'Isonzo, vedi? Ara l'Isonzo, ara la Isonzo, hai visto? Vero CP? È una soddisfazione portare in giro questo CP, perché lei si guarda sempre tutto quanto, controlla tutto, guarda. È bello, no? C'è un po' come quando vai in giro qualcuno e gli dice guarda qua, guarda là, e lei guarda di default proprio, cara. Ah, forse non abbiamo detto che, se ti ricordi l'ultimo video, quello dove io e Alessia eravamo andati a Farimone di notte nella cascata, ti ricordi, no? Che avevamo parcheggiato nel wild sotto col camper, e lì avevo attaccato la GoPro con lo stabilizzatore alla pettorina ICP. Secondo me era sempre stata difettoso quello stabilizzatore, comunque fatto sta che è partito definitivamente, era ancora in garanzia, l'ho rispedito su ad Amazon, mi hanno mandato il corriere, l'ho ritirato e così mi hanno rimborsato i soldi e adesso ne arrivo quello nuovo, no? Ma sai qual è la roba interessante? Che tipo l'ho pagato 190 e adesso costa 140, quindi ho tipo guadagnato 50 euro e uno stabilizzatore nuovo, buono cazzo! Abbastanza segnalato in zona Gradisca di Sonzo, San Canzian di Sonzo, comunque direzione così Gorizia, l'isola della Gona, guardatela su Google Immagini, isola della Gona, è un po' diciamo palude, birdwatching, solo che io adesso voglio andare in Slovenia, guarda la strada già che mi chiama, e casomai ritorno, vediamo, insomma, ecco, è una delle cose da fare, senz'altro. Vedi CP, forse tu non sai, ma il mio camper viene proprio da Trieste, cioè precisamente da Muggia. Poi Yuri, segnati, qua siamo a Duino, dovrebbero essere molto belle anche le risorgive del Timavo, c'è scritto. Vabbè dai, intanto vediamo anche i posti, perché se mi fermo ogni posto che vorrei fermarmi veramente non arrivo più. Per carità, questo sarebbe il mio modo di viaggiare, cioè il modo che proprio mi piace, però non si può. Alla Pina davanti, ciao Appina, dai che buttiamo la quinta, dai, villaggio del pescatore, dove avevo fatto la puntina, no? Ti ricordi che siamo andati col vecchio a fare il bagno? Ma adesso supereremo sta Appina, prima o dopo ti devo superare, ascolta Appina, gira a destra, hai visto Amy? Basta chiedere, porco cane. Comunque c'eravamo stati, qua c'era un castello, il castello di Duino. Esatto, ci siamo stati anche qua. Vedi Amy, quante cose abbiamo fatto, non col camper, non l'abbiamo puntinato, però ci siamo stati. Boh dai, basta ciacolare, Yuri, va avanti, dai, su. Beh, poi il castello di Miramare, cioè non puoi non visitare il castello di Miramare se sei da ste parti. Ci porti l'amorosa, ci fai una bella figura, fai la passeggiatina romantica perché c'è un parco con la vista a mare. Che robe ragazzo, a me ormai mi ha rotto le palle perché l'ho fatto tanti quelle volte, però effettivamente dai, sarebbe da puntinare anche quello, accidenti. CP, anche tu sei venuto al castello di Miramare, digli io sono un CP vagabondo, un CP giramondo, bella CP, guarda che bei punti che hanno qua, hai visto? Hanno i bei ponticelli. Non ha salutato quella signora. Amy è una signora un po' furlana, un po' così, un po' sulle sue, come raccontava il vecchietto là al lago, ti ricordi? Con quella faccia un po' così, quella espressione un po' così, che c'è qua? Che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova! Adesso siamo in zona Santa Croce, provincia di Trieste, e tutta questa zona qua, vedi, tutto sulla destra c'hai tutta una serie di sentieri e poi c'hai il mare, no? È forte. Poi ogni tanto qualche casa, giustamente, perché anche qui la gente abita e hanno i camper. Quello 2 ne aveva addirittura. Mi piace fargli le facce ai ragazzini, restano così. Non sanno cosa fare, no? I prossimi te li faccio vedere. Mamma mia che figata di giornata, io già mi sono rilassato così. Questa strada mi piace, no? È da tantissimo non la facevo, perché mi ricorda la prima gita che ho fatto in Croazia in moto, no? Con l'R1 Amorosa abbiamo preso, siamo stati 3 giorni in Croazia, all'isola di Krk, e siamo passati di qua, no? Quindi mi ricordo un po', no? E dopo bellissimo perché avevamo dimenticato la carta d'identità in albergo, no? E allora arrivati al confine
ci dicono no, consolato, torna indietro. Vabbè, allora niente, lei si è messa a piangere dalla disperazione, io ero contento, ho detto un giorno in più di vacanza, e allora niente, siamo tornati indietro più o meno con la media di 240 all'ora, e niente, siamo andati prima al consolato a sentire, ma figurati, era tutto chiuso e tutto quanto, quindi niente, siamo tornati in albergo, abbiamo preso la carta d'identità e siamo ritornati indietro. In quel mentre, un altro bel ricordo, io in quell'R1 lì, che era quasi tutto artigianale, no? Praticamente se tu frenavi col posteriore mandavi in cortocircuito i faretti davanti, no? E si è rimasti nel ponte che collega l'isola alla Croazia, che è lungo 3 km e qualcosetta, in piena notte, che anche senza lampioni, cioè senza piazzole di soste, senza niente, in piena notte con la moto con i fari spenti. Insomma, vabbè, alla fine ho aspettato che arrivasse una macchina, l'ho fatta passare e dopo sono stato impettato a culo, no? Che robe anche quelle, e poi vabbè, accendere la moto in marcia finché non si ricaricava un po'. Beh, bei ricordi, il fatto di rimanere così con un R1 senza fari in mezzo al ponte che collega Krk alla Croazia, bello. Allora, mancano solo 30 km a dove vorrei andare io, no? Quindi siamo anche un po' troppo in anticipo effettivamente. Io volevo arrivarci per dormire, così dopo domani mattina, quando non facevo troppo caldo, CP aspetta in camper perché Poretta non può entrare, è lì alle grotte dove andremo, e poi si andava, io credo, a Casaccio, non lo so, vediamo cosa fare, vediamo l'ispirazione cosa dice. E contavo di fare benzina lì in Slovenia, comunque sì, dovremmo starci. Cazzo, mi fai frenare così? Guarda CP, che robe, tu stai buona dentro, so che prima hai sentito un bau abbaiare, ma devi stare tranquilla, ziolta. Allora CP, per dove dobbiamo andare noi? Castello di Miramare. Per dove dobbiamo andare noi non c'è più il mare, no? Però una sostina da qualche parte comunque. Sì, hai visto il bauta? Sì, l'ho visto. È un bau bianco, grande, sì, non è nero, quindi so che a te fanno arrabbiare i cani neri perché sei un cane un po' razzista, guarda che anche tu comunque sei sul marrone, non vorrei adesso, insomma, darti questa notizia, eccola là, e si è deprimuta, povero cane, che ha scoperto di essere nera anche lei, queste notizie, cane, così, quando non te l'aspetti.